Buongiorno amici di Archeo Sarrabus, oggi in trasferta dall'altro capo della Sardegna, siamo infatti nel Sulcis a Sant'Adi, dove stiamo collaborando con la cooperativa Semata che gestisce un po' i siti archeologici e il Museo Archeologico di Sant'Adi. Stiamo collaborando a una giornata di pulizia nuragica. È interessato alla pulizia il nuraghe Sanna, un nuraghe molto bello, grande. Tantissime le associazioni coinvolte, non le nomino tutte perché sono veramente tante, c'è un sacco di gente. Questa è la dimostrazione che ancora i cittadini sentono forte il dovere di tutelare il patrimonio sia archeologico, storico, comunque il territorio in cui vivono. Quindi è una giornata che si preannuncia bellissima, ma lasciamo parlare le motoseghe. Ci troviamo al nuraghe Sanna, un nuraghe di pianta complessa nel territorio di Sant'Adi, non molto lontano dalla collina di Panilloriga. È uno dei nuraghi più importanti del territorio di Sant'Adi, uno dei più grandi. È stato oggetto di una campagna di scavo nei primi anni 2000 che ha permesso di riportare alla luce parte delle strutture. Purtroppo poi gli scavi sono interrotti per vari motivi e quindi il sito è rimasto, diciamo, in stato di abbandono per circa 16 anni. Oggi finalmente, appunto, dopo tutti questi anni, il sito è stato riaperto, reso di nuovo fruibile, almeno in parte, perlomeno visibile a chi volesse visitarlo. Attualmente si tratta di una proprietà del comune di Sant'Adi, quindi l'accesso è libero. L'iniziativa è stata proposta dalla cooperativa Semata, che gestisce i beni culturali del comune di Sant'Adi, quindi il museo archeologico, il museo etnografico e l'area archeologica di Panilloriga. Ma l'iniziativa nasce in collaborazione con Agugliastra, che nel 2013 crea l'evento, adotta un nuraghe, e quindi in questa occasione stiamo adottando il nuraghe Sanna, iniziativa ben accolta da Archeo Sarrabus, che negli anni ha fatto un'attività propria e quindi ogni anno pulisce diversi siti nel territorio del Sarrabus Gerrei. Finalmente questa iniziativa approda anche nel Sulcis. Questa quindi è la prima occasione in cui si pulisce un sito archeologico nel Sulcis, o in particolare nel territorio di Sant'Adi, con la collaborazione di tutte le associazioni del territorio sant'adese, ma anche di altre associazioni arrivate da lontano, come per l'appunto Archeo Sarrabus e Archeo Sulcis e l'Imen Sarrabus Gerrei. Si tratta di un sito pluristratificato, non è presente solo il nuraghe Sanna, quello che abbiamo ripulito oggi, ma anche un esteso villaggio o insediamento abitativo di periodo sia nuragico che fenicio-punico che romano, su cui poi si installa un insediamento di periodo medievale. Sappiamo che era presente proprio in quest'area, cioè proprio qua a fianco al nuraghe, un antico monastero, forse di impianto di periodo spagnolo, cioè non abbiamo molti dati precisi su questo, e sappiamo che sono presenti anche i ruderi di una chiesetta, di una chiesa dedicata al culto di San Pietro, che era già stata abbandonata nel 1700, quindi stiamo parlando proprio di una frequentazione abbastanza antica anche per l'epoca recente. Mentre dagli scavi sappiamo
nonostante i dati ancora non siano stati pubblicati, che sono stati recuperati materiali di vari periodi, sia di periodo nuragico che di periodo di età storica, delle varie età storiche, tra cui ceramiche anche di produzione attica, periodo ceramiche di produzione fenicio-punica e di periodo romano. Poi si tocca, dai, se no si fa ammutinamento qua. Dai, è arrivata qualcosa. Allora, oggi ho parlato pochissimo, ho lasciato diciamo spazio ai suoni della giornata dei lavori, quindi quello che voglio farvi vedere è la fine del lavoro, una giornata che è stata veramente intensa, un sacco di gente che ha partecipato. Vi mostro ora il risultato finale del lavoro che è stato fatto. Una bellissima giornata di archeologia con la gente, che è poi l'obiettivo di tutte le nostre attività sul territorio, cioè quello di avvicinare la gente alla sua storia. In occasioni come questa c'è proprio è proprio il momento dell'incontro e del confronto dell'archeologia con le persone che poi sono le prime, la comunità che ci vive attorno è la prima interessata alla tutela del patrimonio e anche alla sua valorizzazione e alla sua conoscenza. Oggi è stata una bellissima giornata, un monumento che qualche ora fa non si vedeva, invece ora è di nuovo restituito alla comunità. Ci sarà ancora molto da fare, ma siamo tutti impegnati per il futuro di questo monumento. Grazie. L'amministrazione comunale è stata a fianco a questa iniziativa che è stata proposta dal sistema museale, dalla società Semata per diciamo, la valorizzazione, la messa in sicurezza di questo sito. I nuraghi sono il simbolo identificativo del popolo sardo e quindi anche il nuraghe Sanna aveva necessità di una ripulita perché era invaso da tutte le specie vegetali e quindi assieme a 13 sigle e a 13 associazioni abbiamo preso questa iniziativa, cioè renderlo fruibile, poterlo far visitare, tant'è che già questo pomeriggio è presente una visita guidata con tantissime persone e lì sta assistendo l'archeologo Stefano Crispu che li sta accompagnando. Possiamo avere un tassello in più da aggiungere alle bellezze naturalistiche del nostro territorio. Giornata iniziata prestissimo per noi del Sarrabus Gerrei, sveglia alle 5 per esempio, però siamo davvero contentissimi di aver fatto tutti questi chilometri per venire qua dove ci hanno invitato. Per la prima volta ci spostiamo dal nostro territorio per pulire un nuraghe di altre persone che hanno deciso di intraprendere il nostro stesso lavoro con questa nostra iniziativa di pulizia nuragica. Il sito è bellissimo, un nuraghe davvero molto bello, l'abbiamo pulito in 448, è stato un lavoro proprio fatto bene, un sacco di gente, quindi è perfetto e l'ospitalità c'è stata, è davvero grandissima, gradita, si deve gradissimo, meda, e nulla, viva queste collaborazioni, l'associazionismo e a travot, a Trusano meglio. Venite a mangiare e stacca. No, è possibile. Noi possiamo anche mangiare. Ho fatto i video a tutti tranne che diciamo, agli artefici di questa meraviglia, i cuochi, no? Quindi facciamo un tributo anche a voi. Allora, sicuramente anche oggi è stata una bellissima iniziativa quella di poter essere presenti per la pulizia del nuraghe Sanna. Niente, è cominciata la mattinata con la ricerca di questo sito che anche le persone che abitano qua vicino non sapevano della sua esistenza. Ci siamo messi subito all'opera e abbiamo capito subito qual era la grandezza, la planimetria
del sito nuragico, sicuramente un sito che oltre alla sua importanza non dovrà negli anni prossimi essere lasciato in stato d'abbandono. Spero che magari ogni anno ci sia un piccolo monitoraggio, non soltanto, ma anche un'altra piccola pulizia per rendere fruibile questo sito nuragico. Allora, cosa dire ragazzi, sono molto soddisfatto di questa giornata, siamo molto onorati di aver potuto collaborare a questa pulizia. Per noi è stata l'occasione anche per presentare il progetto Archeosulcis che a breve speriamo potrà portare avanti anche una pulizia, la prima pulizia e poi magari più di una. Cosa dire, vi saluto e vi rimando al prossimo appuntamento di Archeo Sarrabus e di Limen. Da Sant'Adi è tutto, ciao!